La protesta si sposta a Roma, ma è meglio chiamarla richiesta. Il primo focus dei sindaci delle 26 principali località balneari italiane si è svolto nella capitale coinvolgendo i responsabili del settore turismo, dei gruppi parlamentari di Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva e Lega. A loro giunge diretta la richiesta di approfondire l'iter di legge per il riconoscimento dello status di città balneare con dotazioni economiche per garantire a queste peculiari località i servizi per i loro turisti periodici, primo fra tutti la sicurezza. È un risultato molto ambizioso, quindi io credo non raggiungibile nell'arco di questa legislatura, mancano 10 mesi al termine della legislatura, quindi bisogna essere realistici, però credo che sia importante presentare una legge quadro e poi lavorare nello spazio di tempo che abbiamo da qui alla fine della legislatura sugli obiettivi che all'interno sono contenuti. Intanto una sinergia assolutamente positiva su un progetto che io condivido, come ho condiviso da quando faccio il parlamentare, ma anche prima come imprenditore, l'esigenza di mettere al centro il settore, la filiera del turismo in qualsiasi proposta che si tenga dal punto di vista economico qui in Parlamento. I sindaci hanno voluto portare fisicamente di fronte al Parlamento le motivazioni alla base della riforma legislativa richiesta. Noi abbiamo bisogno del riconoscimento di questa particolarità attraverso una norma e poi con delle conseguenze giuridiche importanti in termini di sicurezza, in termini di fiscalità, in termini anche di gestione del demanio. A proseguire l'iter parlamentare per la proposta di legge sarà la 10ª commissione, nella quale è vicepresidente una parlamentare veneta. Penso che potrebbe esserci una difficoltà legata ai tempi, ma perché purtroppo anche la conoscenza, l'approfondimento e soprattutto l'intrecciarsi di competenze di vario livello, ma anche di materie molto diverse dal punto di vista normativo, ha delle declinazioni che a volte vanno verificate e approfondite. Però io sono fiduciosa sul fatto che un percorso che una volta avviato possa arrivare assolutamente a termine con ottimi risultati.